ovviamente in questo sono coadiuvati dalla Marina Militare. Io devo anche ringraziare molto l'equipaggio della Marina Militare, perché oltre a portare avanti giornalmente tutte le attività per condurre la nave, perché provate a immaginarvi una nave del genere, cosa vuol dire anche solo armare le vele e condurre la nave, ma anche tutti i militari a bordo si mettono in gioco emotivamente nella cura e nell'accompagnamento di tutti questi ragazzi. Quindi loro ogni martedì imbarcano un nuovo gruppo, vivono 24 ore su 24 a contatto con questo gruppo, li accolgono, li supportano, li coinvolgono nelle attività, perché anche i ragazzi o le persone che si imbarcano diventano a tutti gli effetti membri dell'equipaggio, e quindi sono veramente una commistione tra tutte queste persone. E poi il sabato l'equipaggio saluta il gruppo per poi imbarcare un nuovo gruppo il martedì successivo. Quindi anche da parte dei marinai c'è un grande investimento. Ovviamente per fare questo è tutto, affinché i progetti vengano svolti al meglio, c'è un grande lavoro. La prima domanda, la prima manifestazione di interesse viene fatta già nel mese di luglio da parte degli enti che propongono una propria idea. Successivamente, entro dicembre, quando viene accettata l'idea progettuale, entro dicembre si deve presentare una proposta molto più dettagliata, che poi viene anche seguita passo passo dalla fondazione, che mette a disposizione per ciascun gruppo poi selezionato un project manager che aiuta e coadiuva in tutte le fasi gli enti che verranno coinvolti. Infatti per ogni esperienza, diciamo che ogni esperienza è tarata proprio sul gruppo, infatti ciascun ente propone anche delle proprie attività, e poi oltre al fatto che vengono messe in atto tutta una serie di altre attività specifiche della nave. Noi, come dicevo, siamo stati protagonisti dal 25 al 29 giugno, abbiamo portato 17 ragazzi delle province di Padova, Treviso e Venezia, che hanno avuto la possibilità di vivere questa esperienza all'interno di un progetto che si chiama A Scuola di Legame Sociale Wake Up, finanziato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato del Veneto. Il progetto mira alla promozione del benessere, inteso come uno stato complessivo di buona salute fisica, psichica e mentale, e noi come lo vogliamo fare? Vogliamo promuovere considerando il fatto che è importante per loro sperimentarsi e vivere anche delle iniziative differenti collegate al mondo del volontariato e della solidarietà. Passo la parola al collega che scende un po' più nel dettaglio di quello che è stato fatto all'interno del nostro imbarco. Buonasera a tutti, io sono Mario Polisciano, sono un operatore del CSV, oltre che essere anche uno psicologo, quindi fondamentalmente io vorrei un attimo partire dalla parola fiducia, perché anche noi ci siamo ritrovati in un momento in cui abbiamo avuto fiducia prima di tutto in noi stessi, abbiamo avuto fiducia nel nostro presidente, nel nostro direttore, ma abbiamo avuto fiducia anche nei ragazzi e nelle loro famiglie, perché vi assicuro che anche per i genitori lasciarci 17 ragazzi per una settimana su di un brigantino militare dove fondamentalmente non c'era nessuna via di uscita e magari nella mente di tutti non poteva esserci nessuna valvola di sfogo, è stato un atto di fiducia molto forte, sia verso di noi sia verso i loro figli. Secondo luogo, la parola fiducia è stata verso il progetto che prima Ilaria vi ha illustrato. Vi assicuro che quando abbiamo deciso di partecipare a questo progetto, quando il progetto è stato selezionato, quando il progetto è venuto fuori sulla stampa, l'uso delle parole che è stato fatto, utilizzato da molte persone, vi assicuro che non è stato molto fiducioso. I commenti che giravano su Facebook, Instagram erano: lasciateli lì, abbandonateli, non portateli con voi, sono persi, solo 4 giorni non bastano, ok? Quindi il concetto di fiducia qui era inesistente. Quindi noi, attraverso questo progetto, attraverso
fondamentalmente questa opportunità, perché è stata un'opportunità arricchente non solo per i ragazzi ma anche per noi, siamo riusciti in un qualche modo a lasciare un segno nei ragazzi. Ovviamente tutto questo è stato fatto come sempre basandoci su dei presupposti scientifici, non ci siamo inventati nulla e non siamo andati lì convinti di fare di qualcosa di insensato. La prima teoria su cui ci siamo basati è la teoria dell'avventura, ok? E la teoria dell'avventura è una teoria che noi portiamo avanti tutti i giorni quando parliamo di volontariato. Quanti di voi fanno volontariato in questa sala? Alzate la mano. Per quanti di voi fare volontariato è un'avventura? Ok? La teoria è spiegata, ok? Attraverso proprio determinate azioni, determinati temi, abbiamo portato i ragazzi ad avvicinarsi al mondo del volontariato e abbiamo portato i ragazzi a vivere delle esperienze uniche, delle esperienze che li portavano in maniera costruttiva ma soprattutto protetta a vivere delle esperienze che mai hanno vissuto. Tutto questo era correlato ovviamente ad un'esperienza cosiddetta emozionale, ovvero i ragazzi hanno vissuto delle emozioni. Hanno vissuto delle emozioni e l'unico modo per generare dei cambiamenti, soprattutto in preadolescenti e adolescenti, in uno stato di disagio psicosociorelazionale come i nostri, è quello di vivere determinate emozioni. Vi faccio due esempi che possono sembrare banali. Una ragazzina che ha sempre avuto paura di fare il bagno, ok? In 4 giorni è riuscita a fare il bagno con un fondale di 30 metri. Con l'ascolto degli operatori, noi con l'ascolto del bagnino, con l'ascolto della Marina Militare, in un luogo non giudicante, la seconda volta che ci siamo tuffati in mare, lei si è tuffata con noi. E la cosa più bella non è stata neanche tanto lei che si tuffava in mare, ma come tutti gli altri, fiduciosi in lei e noi, hanno applaudito e hanno assistito la loro amica. Secondo evento, sempre esperienziale, emotivo, una ragazza che durante la salita a riva diceva di avere paura, diceva di fondamentalmente avere degli attacchi d'ansia, aveva paura di salire in alto. In realtà era una ragazza che nel suo periodo scolastico aveva fondamentalmente subito degli atti di bullismo, era stata vessata, era una ragazza in stazza come me, e quindi aveva vergogna a salire su e farsi vedere dagli altri. Vi assicuro che quando è stata messa alla pari di tutti, quando anche lei si è sentita non giudicata, è riuscita a partire ed arrivare fino in cima. È riuscita a fare 10 metri e arrivare fin su. Tutto questo fondamentalmente per dirvi che hanno vissuto un'esperienza ed è un'esperienza che vivono durante l'anno attraverso i progetti che il Centro Servizio Volontariato porta avanti per i giovani, che è quell'esperienza fondamentalmente che noi chiamiamo e che è fondamentalmente il volontariato. Quindi il nostro messaggio innovativo, il nostro messaggio che portiamo a voi, ma soprattutto ai giovani, è quello proprio di fare avventure, di vivere delle emozioni, e crediamo che le associazioni, voi che siete qui, siete tutti in grado di accoglierli per fargli vivere questa esperienza. Scusatemi se mi sono dilungato, ma volevo chiudere poi con questa frase che dal nostro punto di vista in questo periodo, diciamo così, anche storico e culturale, va un po' a sintetizzare anche la nostra esperienza, in quanto crediamo che come il mare il volontariato ci insegna che accoglienza e solidarietà salvano la vita. Grazie a tutti. Benissimo, si è conclusa la prima fase di presentazione e il lancio dello speech del nostro ospite che è Novak. È stato fatto un lavoro secondo me molto bello, la coerenza dei temi che sono stati trattati in termini di fiducia è qualcosa di straordinario. Per poter dare fiducia bisogna lavorare insieme. Lavorando insieme si possono fare delle cose straordinarie come quelle che abbiamo visto scorrere sullo schermo. La fiducia capace di ribaltare dei luoghi comuni di cui siamo tutti vittima
E recupero una frase detta da Fabio Toso. La fragilità è una base solida per la coesione sociale. Pensa a te che cosa può riuscire a fare la fiducia, ribaltare dei luoghi comuni triti e ritriti. Ringrazio tutti quelli per le loro presentazioni. Se vogliamo fare ancora un applauso, lo meritano proprio. Non so se avete visto la locandina della serata, quindi ora siamo arrivati al momento clou. C'è lo speech di Ken Novak che verrà introdotto da Patrizia Ebrille, lo dico in italiano, è la rappresentante di una società di consulenza strategica che si chiama Initiative. Abbiamo parlato prima un attimo, è basata a Torino, che è il punto di riferimento per Ken Novak in Italia. Vi lascio la parola, quindi Patrizia farà la presentazione e poi Ken Novak la Lectio Magistralis. Grazie. Grazie, e quindi con un po' di emozione che mi sento di introdurre Ken Novak, e quindi il mio obiettivo è quello adesso di raccontarvi e di condividere come è nata l'amicizia, la partnership con Ken Novak, e soprattutto come è nata l'idea di avere Ken Novak qua oggi, adesso con noi. E questo è quindi il motivo per cui mi sento di darvi il benvenuto in Initiative, la società che ho fondato 20 anni fa, poi si sono aggiunte persone, l'altro socio Giancarlo Bolognesi, altre persone che sono anche qui oggi e hanno costruito poco per volta il Team Initiative. Che cosa quindi ci caratterizza ed è il motivo per cui 3 anni fa abbiamo iniziato a lavorare con OIC, e mi sento oggi di ringraziare veramente di cuore tutto il mondo OIC che in questi 3 anni ha lavorato splendidamente con noi e ci ha permesso di realizzare tantissime cose, come anche l'intervento di oggi. Ciò che ci caratterizza è prima di tutto la personalizzazione dei progetti, e questo vuol dire aver imparato poco per volta a conoscere e amare sempre di più il terzo settore, e quindi andare a penetrare le dinamiche per quello che il nostro ruolo in punta di piedi ci ha permesso di fare, per andare a trovare sempre idee nuove, pratiche innovative che potessero aiutare le persone a meglio svolgere il loro lavoro. E quindi è proprio all'interno delle aree che caratterizzano il nostro lavoro, quindi tutto quello che in assetti e bussole vuol dire aspetto organizzativo, aspetto di sviluppo delle persone, piuttosto che quello che sotto la voce motivazione e aspettative, piuttosto che divertimento e apprendimento, porta alla formazione sui comportamenti, su come quindi aiutare le persone meglio a essere consce delle risorse che posseggono per andarle a implementare quotidianamente con l'automotivazione, con la proattività, attraverso modalità che necessariamente, come peraltro persone che mi hanno preceduto hanno sottolineato, l'emozionalità, il fare esperienza, il divertirsi porta in un qualche modo ad acquisire meglio. Questo parallelamente significa per Initiative anche non smettere mai di imparare, è innovare, è migliorarsi, perché altrimenti non lo si potrebbe andare a condividere con gli altri. Ed è proprio in questa ricerca di apprendimento nostro, di innovazione nostra,
che rientra all'interno della categoria tools, cioè strumenti, soluzioni, che ci ha portato nel 2013 ad andare in Inghilterra ad una fiera a Birmingham per cercare di approfondire il nostro sapere. Ci siamo andati e che cosa è successo? È successo che abbiamo conosciuto Mats Pocock, che era presente in Visual Learning. Abbiamo iniziato nello stand della fiera a confrontarci e da cosa nasce cosa, e quindi da settembre 2013 siamo arrivati a novembre 2013, quando ho avuto l'onore, partecipando io come allieva ad un intervento formativo a Cambridge su come dare feedback e fare coaching, tenuto da Kenneth Novak. E quindi, diciamo così, è proprio stando insieme, lavorando insieme, confrontandoci insieme sulle problematiche, ma anche sulle sfide, sulle curiosità che portano le persone ad agire quotidianamente nei loro comportamenti, che poco per volta è nata la partnership con Envision Learning. E quindi lavorare con OIC, conoscere sempre più il terzo settore, inevitabilmente ha portato a riflettere su fiducia. E guarda caso Kenneth Novak da anni lavora sulla fiducia con ricerche, con raccolta dati, con basi scientifiche. Che cosa mi sento veramente a livello emotivo di condividere adesso, prima di dare la parola a Ken? Che cosa mi ha colpito quel giorno di novembre, che era pure un giorno piovoso, di Ken? Mi ha colpito la sua umanità, prima di tutto, il suo desiderio a dare, il farmi sentire al centro della sala nel momento in cui io chiedevo informazioni, nel capire il mio bisogno e fare di tutto per ascoltarmi dandomi soluzioni. Mi ha dato informazioni, mi ha dato sapere, mi ha dato tutto senza farmi sentire di darmi tutto quello che un numero uno mondiale possiede. E quindi ecco, sicuramente in Ken Novak prima di tutto mi ha colpito l'umanità, mi ha colpito il suo dare, che guarda caso è poi un elemento saliente della fiducia. E quindi mettendo insieme i vari tassellini, come Steve Jobs dice connecting dots, arrivare a dire bene, Padova 2020, OIC, terzo settore, fiducia, Kenneth Novak, è stato un gioco da ragazzi. E quindi ecco come poco per volta, grazie a OIC in primis e poi a tutte le relazioni che attraverso OIC si sono attivate, e di cui ringrazio tutte le persone che mi hanno preceduta per essere qui oggi e per averci offerto l'opportunità a me come initiative, come team, a me come rappresentante di Kenneth Novak essere qui. E quindi non voglio farvi attendere oltre, la curiosità è tanta, e quindi grazie a Ken e grazie a voi per darci l'opportunità di approfondire queste splendide informazioni ed emozioni che solo lui può raccontare. Grazie. Yeah, it's working. Buonasera. Gracias for inviting me, Fabio. Gracias, Massimo. I am humbled to be in the honor of champions, all of you,
I might take you up on your gift to teach me to swim so I can go on your unbelievable sailing trips if I am of age. I think this is not the third sector. I think this is not a third sector. This is the most important sector. This is the sector of humanity. And for me, the passion of the research I do as a health psychologist, as an organizational psychologist, is important to the work that you are here. So I thank you for coming tonight, and I thank you for the magic of the service that you give to each and every one of your guests here and in every world that you do your particular work. And I'd like to share very briefly why I am so honored and privileged to be here today and to take off my research cap for a moment. I know for some of you it is very hard to listen in another language, and I want to thank our wonderful translator, so I'm going to try to speak slowly so you can capture the essence of my thoughts. Is there anybody here, a show of hands, that has a bambino? Anybody? A few. Okay. Does anybody know a bambino? It should be everybody in the room. I want you for a moment to imagine it is your bambino who is the age of 8 years old, and you have to make a very difficult decision with your bambino, and to wake them up at night and to tell them that they must go on a train and you may never see them again. And this is the story of where service and the service of others is so very dear and near to my heart, because this bambino was my father. He was born in a very small town in East Germany, and in 1939, his mother and father made a difficult decision to trust an organization that still exists today in France that does service for children to hide my father for 3 years in different areas of France so he could survive. If it were not for this service organization, I would not be here today to share why this is so passionate of the humanity of giving, the sector of humanity, what these organizations did to save as many children that they could in 1939, 1940, before my father was very lucky with this organization to be brought to the United States to live the rest of his life in a residence that is an orphanage in San Francisco, California, where I was born. So the work that you do, the research that I do, encompasses the belief of giving and humanity and cooperation and trust. And for my father, who was told by his parents, "We may never see you again, you must trust this service organization," this is a reason I today research this topic and believe so much in the magic and the work of all of you. A second story. My wife and I, and my wife is here today, and I will introduce you later if you'd like. I'm very proud of her. We have, as a volunteer for over 20 years, raised service dogs for disabilities. And we specialize in a disability of the inability to take a look at sight and for the blind. So we have raised guide dogs, service dogs for the blind for over 20 years. I wish we could bring him here today. I've accidentally deleted the picture of this dog we have, but it is again in the service of keeping a dog for over 18 months to be trained to be the service for somebody that has lost their sight. So in our giving back, it is very important to recognize that each of us, in different ways in our life, we need a guide dog to help us, to support us, to help us, and each of you in the room in your own way also provide that service back. And through this, in my career, professionally and personally, I have also made a commitment to be part of the third sector through volunteer work. And my most recent work is with volunteer work as a psychologist with the National Multiple Sclerosis Society. My wife had worked for this third sector company for over 20 years. I was a researcher. I continue to provide psychological support and research. But it is an illustration of the passion I have and the commitment and my adoration for all of you that are here
and the work that you do. So I wanted to give you a background and a context of why what we do together is so critical. It is the humanities sector that is the most important, not the other sectors that we could refer to. My research and that of my colleagues tonight, I want to give you a little bit of science, hopefully will be interesting, to what is behind collaboration, empathy, and trust. It's a very interesting and very exciting area. And here is a picture of our guide dog. So his name is Frisco. We could not bring him to Italy, but he is a service to others that many of you will recognize, and we're very proud to have raised so many over many years. My father's story and trusting his life to an organization and people he did not know. If you are blind, to trust your ability to navigate in your work in life with a dog that has 4 legs that cannot communicate to you. And in the work I like to give back in my volunteering, they have an architecture we call trust. And what is behind it is simply 4 areas, 4 factors or 4 pillars that in our research characterize or define how you and I will interact with each other, how you will interact with the guests that are here, how you interact with your romantic partners. And these define how we measure and think about trust. When we believe individuals we are working with have the capability and skills to do work, as you talked about with your yachting and sailing, to develop that self-confidence, they learn some skills about themselves. They learn the skills of navigation. Through your coaching and work in the Paralympics and trusting your coach, you develop the capability and you believed in the capability of those coaches. When we believe in others, we immediately form a bond to trust. We also work to identify consistency in behavior. When you're a guest here and you are servicing them and you promise them something and you deliver on it, it builds a sense that they have confidence in you. And this is the idea of trust, whether it's psychological, medical, emotional, spiritual. We want to believe that other people will act in a very consistent manner. In fact, our brain, and I'll talk a little bit about our brain, a very complex organ that's evolved over many millions of years. Our brain is really orchestrated to try to predict the future. It likes certainty. It likes predictability. And when all of us behave in ways that are not predictable, our old brain says we are in fear. We do not trust these individuals. Another factor that is so important, and it was woven through every one of the presentations, why Padova has been the city, I think, of the 3rd sector, is you ooze, you illustrate empathy and compassion. And in relationships, when I feel you care about me, we immediately feel a bond, we trust each other. When I do not believe that you care about me and my feelings, my cause, my needs, I am afraid to deal with you. I will push you away. And finally, another pillar or factor that we study in our research is authenticity. It is being honest. It is telling the truth. It is being candid. It is being willing to say what you feel in a very caring way, and that honesty and integrity helps build trust. The first time we hear a political leader tell a lie, the first time we hear a colleague, a peer, a friend, a romantic partner tell us something that is not true, we have a very hard time believing the next time that we will see much trust in them. So this is the area that we study, and I'd like to share a little bit about the brain. It's very complicated, and I will try to bring it down to a very simplistic level. Some of you in the room that are and have studied psychology might be critical of me for being too simple, but I'd like to try to illustrate what we mean by this. We have worked very closely with a very famous neuroscientist in the United States. His name is Dr. Paul Zak. He is a professor very close to me in Los Angeles at Claremont University, and we have collaborated with Paul now for many years. And his laboratory in the United States was the very first laboratory to identify a hormone in the body that is in fact causing trust and causing empathy. And that hormone is called oxytocin, and I will talk a little bit about it in very simplistic terms. So Paul and our colleagues have written a lot in academic and popular magazines,
And we have written books and articles that we hope will express the ideas behind what I want to share very briefly with you tonight. Our model is very simple. In any